PD in piazza, i militanti, i leader ci ascoltino. Aggiunto 2 giorni fa da Antefatto Blog, visualizzazioni 5525. Ah, ma non è della Moratti Letizia? No? Vabbè, tutti i commenti 35. PD cosa vuol dire? È una dannata? È una dannata? Vabbè. Tutti i commenti 35. Rispondi a questo video. Ecco, il primo commento è di Anticanaglia di DD Camilla. Beh, quello che è, dice, che miseria, sotto e sopra, dice, altre mail nulla, che modestia. E poi dicono che me la tiro, dice, io ho il potere di riunificare sotto la stessa bandiera i suini rossi. Come suini? Vabbè, i suini rossi, così è scritto, neri, bianchi, verdi, viola, le divise, le toghe, i camici, le tute, i grembiuli, dice, io per loro, dice, tutti, cioè i trovatelli d'Italia, no? Sono il nemico da abbattere a tutti i costi. Che miseria! C'è buon Nasale. Loro tutti i trovatelli d'Italia. Dice Doc, o meno sono tutti trovatelli d'Italia. Scusate, Ruttino, era un Gaetano, scusate il Gaetano. Dice, dove vanno i grilli senza la loro vera guida spirituale, e cioè senza quel criminale depravato torsolo del nobile Alberto, procuratore procurato al mercato delle pulci? Dice, oltretutto, il nobile Acaro va dicendo che le occupazioni abusive sono giuste, e mica solo le case popolari, le case private. Le occupazioni in genere sono giuste, legali, ma, dice, non lo licenziano, non lo ingabbiano. Dice, il capo supremo dei togati chi è? Napolitano? Bella roba. Poi dice, capi del nobile Acaro, il Bruti Liberati, la Pomodoro Olivia, il Cascini, il Palamara. Altro che talibani, questi. Dove vai, dice, se il DDT, il lanciafiamme, non ce l'hai? Dice, la riformina, sì. E dice, l'ultimo dei portavomiti d'Italia, ancora in giro, sopravvissuto alla mia potenza di fuoco, deve essere, dice, il Lafayette Emilio, o chi per lui, o il nobile Alberto. Ma comunque non ce ne frega niente, uno vale l'altro. Dice, ma quelli che se la prendono di più, i cagnacci più rabbiosi, sono i grilli, dice nobilacari. Arriva Jingle Bell 32, così un portavomiti d'Italia, e dice, taci coglione! Un certo no sinistra dice, nemmeno gli autobus hanno soppresso. DB Gabriele dice, comunque, dice, meno vergognosa quella sfilata che quella del PDL, con persone pagate per stare lì, con 50.000 persone e non 1 milione, con gente che risponde in modo arrogante e idiota. Sì, va bene, le solite cose, no? Sì. I PD, i PDL, noi siamo più bravi, noi siamo più numerosi, noi siamo più forti, sì. Falange Veneta dice, sì, ecco la manifestazione dei giusti. Un certo Agamennone, dice, Andreotti, dice, aveva ragione quando disse che il potere logora chi non ce l'ha, dice, la sinistra
tra virgolette, alias PD, alias PC, alias eccetera, eccetera, dice, vanno in piazza a starnazzare perché non accettano di non essere votati dagli italiani che contano in senso culturale e numerico. Sempre, dice, solo contro Berlusconi, ma mai, dice, con un programma da offrire agli italiani. Dice, non illudetevi, al governo non vi ci manda nessuno, non siete affidabili e non avete idee, ma solo odio contro Berlusconi. Ma nominano sempre su Berlusconi. Dice, siete degli ultras, miseria del PC. Vabbè. Anche ora Anticanagli di Dio, Camilla, quello che dice de Maria Rein, cara amica, dice, perché non utilizzi il tuo tempo in modo più sano? Vale anche per la cara casa editrice Sonzogno e per tutti i cari amici commentatori. Questo si riferisce ad un altro blog, vabbè. Dice, buon Natale, vale anche per i cari amici che scrivono su questo canale, sotto questo video, per i personaggi di questo video, buon Natale. Oggi in offerta il Sacro Atto Italia numero 33, recitato dalla cara trovatella d'Italia Maratti Letizia Sindaca Stellare. Buon Natale. Un euro non lo danno. Un certo matto di Chevrot dice, a tutti gli altri commentatori, dice, mi sembrate solo tanti rosiconi insoddisfatti, se ci fosse stata poca gente sarebbe stato un flop del PD, invece visto che la gente c'era eppure tanta, considerate tutti degli idioti. Vi ricordo, dice, che il dare del coglione ai propri oppositori politici è un metodo berlusconiano. Mamma mia. Arriva Jingo Bell 32 e dice, senti chi parla? Beh, una Faietta Emilio? Beh, sarà una Faietta Emilio o un Nobile Alberto, che ne so. Lucio 2079 dice, che indottrinata la prima persona intervistata. Bibendus 83 dice, ci penserà Pannella, dice, Raioti Famigold. Dice, ma cosa volete? Del PD fa parte anche Follini, che si definisce, dice, mai stato di sinistra e mai lo sarà. Poi si lamentano, dice, del fatto che litigano. Ma cosa si lamentano a fare? Che per fare numero assoldano chiunque. Quelli di sinistra saranno sì e no, zero. Dice, zero è un numero. Dio esiste, dice, ma il PD dice, non è ancora morto. Che sfigata sta gente. Al massimo, dice, in Italia per rimettere a posto questo paese avremmo bisogno del Movimento 5 Stelle e dell'Italia dei Valori. Però, e gli altri, dice, sono tutti dei buffoni, politicanti, tutti. Falange Veneto risponde, dice, sì, un comico ed un analfabeta. Dice, si è messi bene. Anticanaglie di Dio, Camilla, dice, per rimettere a posto questo paese avremo bisogno del Movimento 5 Stelle e dell'Italia dei Valori. Dice, della congrega fa parte anche il nobile Alberto, procuratore in quel di Milano, procurato alla fiera di Obei. Buon Natale. Dio esiste. Replica e dice, Anticanaglie, non rompere con le tue cagate. Però, che commento. Ma Rispastina dice, taci merda. Mi si attaccano, dice, per farsi pubblicità. Io sono io e voi non siete un cazzo. Però, dice, queste merdacce, quando ce le hai davanti, ti si prostrano dietro le spalle, anonimamente, si vedono. Dice, ed ecco perché l'anonimato dalla rete deve sparire. Rete pulita. Ecco. E invece di cominciare, Parlamento pulito, questo pulito, l'altro pulito, cominciamo a pulire la rete. Che possiamo farlo, ecco, subito. Noi stessi, no, sempre gli altri si devono pulire. 90HI09 dice, cazzo,
è come vedere il PDL meno L. Vabbè, cazzo, dice, opposizione migliore di questa B non poteva avere, di questa B non poteva avere, B sta per Berlusconi, mamma mia. Poi dice ancora, cazzo, vabbè. Un altro 666 Karmatron dice, al minuto 028 dice, siamo di sinistra. Dice, ma va per fagioli, quando lo dimostrerete allora ci crederò, per ora siete solo una delusione totale, viva Vendola! Vabbè. Ansley Fan 87 dice, certo che, dice, quando si impegnano riescono a sembrare un partito vero. Caioppo dice, caro Argonauta, il tuo è deprimente qualunquismo. Criticare l'attuale politica italiana può essere costruttivo e significativo, ma la tua critica è vuota, senza basi, e per sentito dire ci sono politici che fanno bene il loro mestiere ed altri purtroppo in larghissima parte che non lo fanno. Dice, ho sempre mal sopportato sentirmi dire tanto i politici sono tutti uguali. È come rivolgersi ad un siciliano e dirgli, mafioso, in Sicilia siete tutti uguali. Da Argonauta 00 gli risponde, dice, non basta, dice, fare bene il proprio mestiere se poi ci si arricchisce con la politica. Dice, se uno fa il politico per aiutare la gente pretende uno stipendio nella media, come hanno fatto quelli del Movimento 5 Stelle, ad esempio. Ecco. La politica, dice, prima di tutto deve essere una passione. Bisogna avere la volontà di aiutare la gente, non di guadagnare. Dice, un Movimento 5 Stelle. Rinuncia apposta allo stipendio. È l'unica cosa che di cui si possono vantare, no? E qualche cosa la devono avere. Caioppo dice, sono d'accordo con te sugli stipendi e sui costi della politica, ma non è un motivo per dire che sono tutti uguali. Chiracate 17 dice, bel commento, hai ragione. Andy Canaglie, che dice? Dice, ci sono politici che fanno bene il loro mestiere? Da Argonauta 00 dice, sembrano degli ultra con le bandiere, tutti a tifare la propria squadra, non capiscono che indipendentemente da destra e sinistra, dice, ai politici non interessa il benessere della gente, i 15.000 euro al mese se li prendono tutti, quello è lo stipendio base, gli arrotondamenti altro che raddoppiano, triplicano, dice, e questi parlano di alleanze, poi c'è il nepotismo. Sballone 83 dice, bravissimo, 1500, cardellini al mese. Cacchione dice, secondo me è ancora più stupido dire che destra e sinistra siano la stessa cosa. Dice, sto gran cazzo. Zio Bante dice, ho raccolto firme sotto la pioggia per le primarie del mio sindaco, ora scopro che va a cena all'Arcor. Che vuol dire Arcore? Sì. Pensate, dice, che ho tanta voglia di scendere in piazza per questi? No, dice, ho soltanto voglia di vomitare. Portatemi alla Neuro, lì forse trovo gente più seria. Però fino adesso ci sei andato, Vabbè, c'è la rispostina ed è l'ultimo commento di Anticaraglie DD o Camille, dice, ho raccolto firme sotto la pioggia. Dice, e ride, dice, fatti rimborsare almeno i soldi spesi per combattere l'influenza presa. Buon Natale! No, dice, hai raccolto le firme sotto la pioggia. Dice, fatti rimborsare almeno i soldi spesi per combattere l'influenza presa. Buon Natale! Ci sono le rime interne, soldi spesi per combattere l'influenza presa. No, dice, fatti rimborsare almeno i soldi spesi per combattere l'influenza presa. Buon Natale! Ma c'è di più di quello che c'è scritto, però, Dice, fatti rimborsare almeno i soldi spesi per combattere l'influenza presa. Buon Natale!
Cioè, è originale, originale. La Camilla, e poi dice che è ignorante, sì, che è piccola, sì. Va bene, va.